Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere più o meno come la faccio io il ragù, quindi come lo faccio io il ragù. Quindi ragazzi, qui ho messo il trito, quindi sedano, carote e cipolla. Adesso io sto sfriendo, in napoletano, va, perché è meglio così, se no dopo in italiano faccio un guaio. Quindi poi abbiamo scelto della carne, ragazzi, questa è la costata di manzo, quindi come potete vedere, e le costine di suino. Quindi e questo qui è il pomodoro, ragazzi. Quindi queste non sono passate, quindi queste sono non pelate, in effetti sono queste qua, ragazzi. Io uso queste qua nel vetro perché quello lì nella latta, è cancerogeno, quindi adesso faccio friggere bene, il trito, come lo potete chiamare voi. Quindi stiamo proprio in diretta. Scegliete bene i pezzi di carne per metterli giustamente nel pomodoro e poi ne andremo a friggere insieme al trito. Questo qui già me lo sono preparato già qui, che poi lo verserò dentro. Quindi poi ragazzi va bollito piano piano, quindi la cottura deve essere davvero lenta. Quindi dopo che è uscita ad ebollizione, poi lo mettete a fiamma bassa per 5-6 ore. Quindi adesso prenderemo i pezzi questi qua. Vedete ragazzi, sono bei pezzi, ed ecco qua ragazzi. Adesso stanno nella casseruola, tegan, come lo volete chiamare voi, e li faremo friggere per bene. E poi verseremo il sugo, aggiungeremo l'acqua che ho giustamente preso da qui e poi metto il coperchio, poi faccio uscire a bollire e poi lo tolgo perché deve stare senza coperchio, se no dopo l'acqua va dentro. Adesso giriamo un po' il pezzo ragazzi. Quindi l'abbiamo fatto proprio in diretta ragazzi. Diciamo che questo per due persone va bene, perlomeno come siamo noi. E lo facciamo fare un po' così ragazzi, bello friggere per bene, senza coperchio, senza nulla. Poi aggiungeremo il pomodoro, che ripeto ragazzi non è quello delle pelati, ma bensì quello nei vasi di vetro. Quindi diciamo che oggi ragazzi ci dobbiamo spassare. Avevo promesso che lo facevo e l'ho fatto al finale. Sì, avvocate, sì, sì, già sto preparando per scassarmi. Perché devo farlo, ciao incoronà, devo farlo bello, come dico io. Sono sceso di notte. Quindi mi raccomando, olio extravergine di oliva, io ho usato quello della De Cecco. Oggi faccio i tortiglioni, quelli arrotolati, quello metto. Quindi come potete vedere ragazzi, la carne è bella sia grassa che... No, no, incoronata, vedi che sta rispondendo, avvocate, sta rispondendo incoronata, rispondi. Ecco qua. Vabbè, qua io ho usato quello di De Cecco perché quello che va per la maggiore. Sì, tutto a posto. Adesso ragazzi possiamo anche mettere il pomodoro. Ecco qua. Che vuoi incoronare? Poi aggiungeremo l'acqua, quella lì che ho messo qui. Ecco qua. Adesso e faccio la chianchera. Adesso metteremo il coperchio, come lo vogliamo chiamare ragazzi noi. Io questo qua dico coperchio, poi per voi può essere qualsiasi cosa. Quindi ragazzi ho fatto tutto in diretta, un casino, comunque vabbè, dopo si pulisce. Ecco qua ragazzi, adesso lo faccio mettere in ebollizione, poi il coperchio lo tolgo e deve pippiare lentamente. Diciamo che questo è il ragù della domenica che facciamo qua
a Sud Italia, ma penso che in tutte le parti, diciamo, è così alla fine. No, ci ho messo solo le tracciolelle, grazie, le salsicce no, ho messo carne di manzo e tracciolelle, la salsiccia no. Sai perché? Dopo gli voglio aggiungere un po' di codica di maiale, però quando esce a bollire, capì? Non l'ho fatta friggere insieme a, diciamo, al manzo e al maiale, capì? Quindi lo voglio... sì, sì. Incoronata del Sud Italia, quindi la fa uguale. Tu che sei Friuli Venezia Giulia, chissà come la fai il pomodoro. Vai in coronata, dici Angelo, tu. O no? Dobbiamo vedere come la fa. Allora, avvocatella, fai una bella diretta. Facci vedere come fai il pomodoro tu. Adesso io lo faccio uscire a bollire e poi ragazzi sul fuoco minimo. Eh no, avvocatella, noi vogliamo vedere la cucina, come si dice, Friuli Venezia Giulia, no? Sì, lo so, no, io non lo faccio, la verità, col vino non l'ho mai fatto, la verità, fa sempre così, normale. Lo so che si fa sfumare con il vino, ma non lo faccio mai, io, la verità. Adesso dopo, ragazzi, quando esce a bollire, diciamo, io metto un pezzo di codica di maiale, giusto per stare un po' a dieta, diciamo, quindi... quindi... E dopo, semmai, vorrei fare un po' di parmigiana di melenzane, quindi ci sto pensando ancora un po' sopra, quindi non lo so se la faccio oppure no. Tortina di riso è dolce? Ma ancora non dice dolce? Un dolce avvocato? Mille foglie. Sì, grazie, leggerissimo, sì, ma io l'avevo già detto ieri nelle dirette che oggi piove, ragazzi, è proprio un giorno proprio bruttissimo, quindi che devo fare? Vi voglio far vedere, ho fatto l'albero di Natale, ragazzi, eccolo qua. Vedete? Sfizioso, non è tanto male. Ho fatto il minion come avevo fatto stamattina nel video. Poi ho fatto così, diciamo, tutti i petali di rosa così. Saverio. Poi vedete, io sto in camice, diciamo, col camice proprio da quello da chef. Ho messo queste cose qua. Poi ho fatto questo qui. Poi io sto col camice, ragazzi, qua. E poi vedi pure qui e pure qui. Sì, sì, già ho messo la roba natalizia, sì, sì. Vedi? Poi ho fatto la TV qui in salotto e poi l'alberello mignon, come lo chiamo io. E poi ragazzi, vedete il tempo com'è qua. Perché dice, beh, che cosa fai? Guarda, sta piovendo, che faccio? È un giorno proprio brutto, ragazzi. Vedete? Vabbè, mignone perché è piccolina, avvocate, ma no. La prossima volta prendo quest'albero e ci metto le palline sopra, vabbè, avvocate? Prendo quest'albero gigante da giù e ci metto le palle sopra, faccio i fili, i fili sopra e buonanotte. Così devo sfondare il tetto per metterlo. Allora, te ne sei imparito. Grazie, da stanotte che sta così, guarda, il tempo è proprio così da stanotte, va. Quindi oggi è giorno giusto per scassarsi, ragazzi, quindi oggi è proprio, dobbiamo approfittare. Diciamo che la giornata è ideale, ragazzi. Diciamo che è un casino, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto, quindi oggi stiamo in preparazione. Quindi buon appetito a tutti. Vabbè, è ancora presto, qua mentre non ci vogliono 5 ore, qua è una festa, qua. E ci sentiamo più tardi sul canale. Buona domenica a tutti, non vi scassate. E mi raccomando, il dolce poi. No, 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 siamo solo io e la mia ragazza. No, no, quello è per due. Anche se noi valiamo per quattro, quindi quello è il discorso. Anzi, io valgo per tre, quindi lei vale per una. Quindi diciamo il pericoloso a tavola sono io.
E poi stasera ragazzi, per chiudere la serata faccio una pizza, che devo fare? Uno si arrangia. Stasera è una cosa leggera, quindi una margherita, va. Ho già preparato l'impasto, quindi la faccio stasera, quindi l'impasto già è stato fatto, sta a calduccio e sta crescendo. Quindi già ho impastato di prima mattina per fare la lievitazione col lievito madre che ho sempre in casa. Brava, ah, facci chi ci fa male, bravo. Vabbè ragazzi, un saluto da Salerno e se permettete vado a finire di cucinare, che voglio fare parmigiano. Mi sa che la faccio. Sporcherò un po' di più, però che mi fa? Era preso pulizio, che già fa? Il problema è quello dopo pulire. Vabbè ragazzi, buona domenica a tutti, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti, ciao Avvocatella, ciao Incoronata, ciao grazie e ciao Saverio. Quindi mi pare che siamo tutti quanti qua. E grazie anche a chi non ha commentato e ha guardato solo ragazzi. Quindi buona domenica a tutti.